Domani, domenica 13 marzo, le celebrazioni del 35esimo anniversario del Circolo dei Bergamaschi nel mondo di Londra. Il Circolo dei Bergamaschi del mondo sta per festeggiare 35 anni. Sì, domani, domenica 13 marzo, festeggiamo i 35 anni. Iniziamo alle 12:20 con la messa alla Chiesa Italiana e all'1:30 ci sarà il pranzo con tutti i soci, membri, ci sarà il vicepresidente del Comites e il presidente responsabile del CGI e altri personaggi delle associazioni qua di Londra degli italiani all'estero. 35 anni è è un fantastico arrivo e bisogna anche ringraziare tantissimo, prima di tutto, l'ex direttore generale Massimo Fabretti, che ha avuto l'idea di creare e di andare avanti a coltivare. E adesso bisogna ringraziare Carlo Personeni, che è il presidente, e Tiziano, che è il nostro responsabile di comunicazione del Circolo dei Bergamaschi. Un anno davvero importante, ma cosa rappresenta per voi un 35esimo anniversario? 35 anni di anniversario vuol dire aver raggiunto la capacità di poter continuare a lavorare nell'ambiente con i nostri bergamaschi, di aver potuto aiutare i ragazzi, i giovani a poter venire a Londra, trovare un lavoro, a crearsi un futuro. E questo qui è un traguardo fantastico, perché è un traguardo di aiuto, di benevolenza e di apertura della nostra famiglia. Cioè è una grande famiglia, siamo all'estero, e mantenere la nostra cultura. E tra pandemia e Brexit, come va con gli arrivi, soprattutto dei nostri giovani bergamaschi? Allora, con la pandemia l'arrivo dei bergamaschi era stato momentaneamente bloccato per motivi di Covid, di restrizioni di volo internazionale. Adesso stanno riprendendo, ci sono dei ragazzi che salgono, però il visto è diviso in due blocchi. Chi ha una laurea o un diploma o un qualcosa che può servire al Regno Unito ha un'entrata più facilitata. Chi invece non ha nulla deve fare degli esami e ha un tipo di entrata diversa. Per il Covid stessa cosa, per la Brexit stessa cosa, ci sono gli stessi problemi ed è una gran confusione, però noi da dicembre siamo perfettamente liberi, non abbiamo uso di mascherine e di altre cose, non abbiamo più restrizioni di altro genere e dall'11 di febbraio possiamo volare all'estero senza più fare il prevolo, cosa che sappiamo che in certi stati invece esiste ancora. Fondamentale sempre la conoscenza della lingua inglese. Sì, fondamentale la conoscenza della lingua inglese, una cosa che consiglierei a tutti i ragazzi bergamaschi e non bergamaschi di imparare a studiare l'inglese, perché l'inglese ha dato la possibilità a molti italiani di poter andare all'estero. Faccio un esempio: Mattia Gazzi, che adesso si trova a Los Angeles e gestisce uno dei migliori ristoranti di Hollywood. Poi Roberta, che da Londra ha fatto Bonn adesso si trova in Texas perché parla inglese e ha avuto la possibilità di andare a studiare in Texas la vita degli squali. Cioè l'inglese diventa una lingua importante, non solamente riconosciuta a livello di colonia mondiale, ma anche di comunicazione internazionale.